Preside, buongiorno, come va? Io sono un esploratore. Mi hanno detto di andare in un mondo magico e io ci sono andato. Come ho fatto? Non lo so. Il problema è che io non so dove mi trovo. I piccoli maghi. Ma io cosa c'entro con i piccoli maghi?
come Dio comanda. Beh, che poi Dio sono io. Ma sono così contento. C'è una pace, un silenzio, è la meraviglia dell'universo. Un silenzio. C'è un silenzio. Che credi che tutto questo continuerà così, nel silenzio? E no, mio caro, e ora te lo dimostrerò. Io ho sentito che stavo passando, la mia banda, io non la conosco. Sì, è stato un bel divertente. E lo diceva bene il nonno, pudosin, brutani su logu. Basta, basta con questi galli e galline. Io te l'avevo detto, quando ti metti a fare quello sei fantastico, bello, bravo, uff che noia. E tu sei tutto, e tu sei tutto, e tu sei tutto, e poi fai tutto. Era me, guarda un po', guarda, tutto disordinato, troppo chiasso, veramente, mamma mia, è un caos. E ha ragione. Lascialo così, non lo toccare, ma quanto è bello questo caos. Non lo toccare, sai, non lo toccare. Basta, non ne posso più. Chi la vuole cotta, chi la vuole cruda, chi la vuole alta, chi la vuole bassa. Basta, trasformatevi. Giocando si impara, tenetelo bene a mente, giocando si impara!
erano i nostri ospiti, i ragazzi di prima media di Lipunti, che hanno presentato questo potpourri dedicato alla giocoleria. È una sorpresa, una sorta di regalo ai piccoli maghi. Ma loro sono stati istruiti alla grande arte della giocoleria da Nicola Virdis, il grande nostro maestro che adesso... Di più! Che adesso si esibirà per noi. Prego. Così sono un po' più teso, zitti tutti. Ve lo spiego. Ma facile. 1, 2, 2, 2, stop. Poi scendo.
1, 1, 3, 1, 3, 1, 3, terra. Aspetta, ero qua. 1, 3, 1, 3, 1. Sono le carte per terra. Vado avanti. 1, 4, 1, tutte a manetta. E poi finalone. No! Giuro che è l'ultima e me ne vado. La grande figura. Finalone, one, tieni. Grazie. Vorrei per il prossimo artista un grande applauso. Facciamo un salto indietro, come se potessimo portare indietro la musica. E ora parte da zero il numero del mago Barra. 5, 4, 3, 2, 1, musica! Da zero. Il punto dove il tutto incontra niente. Ecco, lo zero magico.
preoccupare, che noi con le nostre bacchette magiche faremo ritornare la magia nei tuoi cilindri. Wow! Grazie! Grazie di cuore! Vai! Grazie perché avete riportato la magia nei cilindri. Sapete quello che faccio? Prego, sedetevi, farò qualcosa per voi.
un momento molto importante. Eccolo. Silenzio.
Grazie Mor. Adesso entreranno le grandi illusioni. Entrino i sacchettofoni.